Ma allora perché sto rapporto fra SCE e indipendenza? Cioè, se fosse così, dovrebbe essere una situazione dove che i stati, diciamo, di dimensioni più efficienti per l'epoca, andrebbero andare meglio degli stati più inefficienti, con un retaggio ottocentesco. E allora i cittadini dello stato più inefficiente gli spessega per avere una dimensione più adatta al tempo e alle sue esigenze. Allora quello che ho fatto, ho detto guardiamo i dati. E sta qua è la classifica dei paesi più ricchi in Europa, misurata come PIL pro capite, rispetto a una media europea dei 27 stati dell'Unione Europea. Se la media europea è 100, vediamo che tutti i paesi al di sotto della media sono poco tutti quelli dell'est europeo che sono venuti fuori dal comunismo. E tutti i paesi al di sopra del 100 sono quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale. Le barre le rappresenta il livello di PIL pro capite, cioè di ricchezza, e in verticale vengo messo dentro la barra la popolazione, così potremo farsi un'idea di quante popolazioni ha gli stati più ricchi e quanto quelli più poveri. Allora vediamo che prima in assoluto con un livello di PIL pro capite che va fuori dal grafico, se Lussemburgo, mi pare che andava a 280, una roba del genere, e ha solo mezzo milione di abitanti. Vabbè, è massa facile dire che oh, cioè, lo stato più piccolo è quello più ricco. Ma saremo pure un occhio con Lussemburgo perché ha il settore bancario, ha la finanza, quindi magari distorge un po' i dati, non potremo veramente verificare come che sta i cittadini lussemburghesi. Saremo un occhio. Prossima è la Norvegia, che ha un PIL pro capite che è un 80% sopra la media europea e ha 4,6 milioni di abitanti, presso poco come la regione Veneto. Vabbè, però anche la Norvegia la ha il petrolio. E allora anche lì forse non è corretto paragonare, magari non ne dice ben come che... E allora saremo l'altro occhio. Adesso però versi ben tutti e due gli occhi perché prossimo nella lista, senza scuse, Irlanda 4,3 milioni di abitanti, Svizzera 7,5 milioni di abitanti, Olanda 16 milioni di abitanti, Austria 8 milioni di abitanti, Islanda 300 mila abitanti, Danimarca 5 milioni di abitanti, Svezia 9 milioni di abitanti, Belgio 10 milioni di abitanti, Finlandia 5 milioni di abitanti. Cioè uno drio l'altro, gli stati più ricchi d'Europa e c'è tutti di dimensioni piccenine con in media, ma di sicuro manco di 10 milioni, presso poco 5 sia con l'eccezione dell'Olanda. E non è neanche giusto chiamarli stati piccolini, perché lo sapevo che dei 195 stati al mondo, 89 hanno una popolazione inferiore ai 5 milioni di abitanti. Allora, sti qua non sono stati piccinini, sti qua sono stati di dimensioni normali. Al manco per l'eco, magari no per l'Ottocento, magari per l'Ottocento che aveva ragione Mazzini, ma per ancora sta quasi la dimensione efficiente, ottimale. C'è gli altri che ha una popolazione anormale. E infatti vediamo che continuiamo la lista, uno drio l'altro, neanche a farlo apposta, ecco che arriva le grandi superpotenze del G7. Regno Unito, una grande potenza militare, con i suoi 60 milioni di abitanti. L'Alemagna, la più popolosa, con 83 milioni di abitanti. Vive la France con i suoi 63 milioni di abitanti. La Spagna 44 milioni. E ultima anche fra le ultime, l'Italia con 60 milioni. Dico ultima perché questi quasi dati del 2007 e stanno che viene anche la Francia nel sorpasso. Scusa, la Grecia, grazie. Ecco quindi, ecco queste grandi economie, questi grandi stati che in 200 anni ne da tante guerre, eccoli lì, i sei fra i più poveri i cittadini che sei mediamente i più poveri dell'Europa occidentale. Vabbè, però cosa che avevamo detto fin adesso? Potremmo concludere, qualche d'uno potrebbe obiettare e dire vabbè ma sto qua non, sto dato quasi solo una fotografia del 2007, non prova mia che
più free trade, meglio va le economie, gli stati più piccoli. Bisognerebbe guardare una tendenza nell'arco degli anni. Allora, quello che ho fatto è appunto di guardare la tendenza degli ultimi 10 anni. Allora ho selezionato, ho messo prima i meglio della classe. Senza sorprese che c'è primo Lussemburgo e Norvegia che cresce che mai, però vediamo anche stati come Irlanda, Olanda e Finlandia che devono andare bene. Vediamo tipo l'Irlanda che da 97 al 2007 va da 120 presso poco a 140 e la Finlandia da 110 a 120. Rispettivamente c'è un aumento di 10 e 20%, che è un 1% annuo. Ma ricordate, questo qua non è mia una crescita del PIL. Qua siamo di parlare di crescita solo alla media europea. Cioè se la media europea la viaggia a un 2-3%, l'Irlanda la cresce a 4-5%. Ed è tanto, perché se è sostenuto qua non c'entra niente recessione e boom, perché quelli lega tutto, se rispetto alla media. E adesso invece guardiamo i Titanics europei. Eccoli qua, Regno Unito, Germania, Francia, Italia. Isidro Colare a picco. Noi altri siamo abituati a brontolare dell'Italia, però quello che voglio farvi vedere, anche se l'Italia è il peso di tutti, vedi che c'è proprio un problema che ha anche la Germania, la Francia e una certa de manco la Gran Bretagna, cioè sono proprio gli stati più grandi che devono perdere colpi. E uno guardando sto grafico potrebbe dire ma cosa ne conta sto qua? Ho appena sentito al telegiornale che sarà che il Fondo Monetario che ha detto che sarà una crescita del 0,3% invece del 0,5%. Insomma, non è un granché, però siamo in crescita, cosa c'era sto scivolo? Beh, perché oltre alla barzelletta dei G7 che vi conto che l'Italia gana un PIL enorme qua e là, che non è indicativo della ricchezza della popolazione, un'altra frottola che vi racconta vi fa vedere la crescita del PIL rispetto all'anno precedente. Amiche, credo che crescemo anche dello 0,3%, proprio per inerzia globale, cioè se guardiamo negli arco degli anni, paragoniamo a 20 anni fa, ancora avevamo il computer portatile, avevamo l'iPod, avevamo l'aria condizionata, avevamo la benzina verde. Però per misurare come che stiamo, se anche da vedere come che sta qui a fianco agli altri, cioè gli stati che ne sta vicino. Fai conto se mi sono un operaio di una fabbrica e mi dà ogni anno l'aumento del 0,5% e tutti gli altri che dà l'aumento del 3,5%, nell'arco dei 10-20 anni sono il più povero del paese, oltre che il Pimone. E difatti qua gli italiani sono il Pimona d'Europa se volemo. E sto grafico fa vedere perché Cucche Vardi rispetto alla media europea vediamo che siamo a perdere terreno alla grande.